Io do il benvenuto quindi a Edi Morandini. Buongiorno. E a Cristian Sergo, lista Buongiorno, Federica il buongiorno. primo, ovviamente Movimento 5 Stelle il secondo. Allora, nonostante voi non siate propriamente di Udine, ma insomma, qua vicino, io adesso chiedo al buon Pietro Piccini in regia di rimandarmi il servizio di Piazza Garibaldi, che cosa cambia e che cosa non cambia, perché poi partiamo da qui con la nostra ovviamente discussione sui temi non solo cittadini, perché poi ci amplieremo anche a toccare temi regionali. Sentiamo. Eccolo qui il parcometro di Piazza Garibaldi. Di fatto questo parcometro qui per Piazza Garibaldi non servirà più. Via definitivamente le auto. La Giunta oggi ha deliberato la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi insieme al nuovo piano dei parcheggi che prevede l'anticipo dei lavori di ampliamento del Moretti e la disponibilità di posti al cinema visionario. Dopo aver fatto tutta una serie di incontri ovviamente con la scuola, con gli operatori, con i cittadini, dopo aver fatto i questionari, dopo 14 mesi di insediamento noi abbiamo immaginato che ci siano le condizioni. Di fatto da subito, ma ufficialmente dal 23 settembre, dopo Friuli-Doc e la settimana europea della mobilità sostenibile, la piazza sarà chiusa per i lavori di sistemazione dei nuovi arredi. Resteranno disponibili solo pochi stalli davanti alla farmacia per disabili e carico e scarico. La scuola quindi potrà già utilizzare lo spazio per lezioni e attività all'aperto. Nel contempo verranno realizzati circa una ventina di stalli di sosta veloce in 7 posizioni diverse per consentire ai genitori di accompagnare e tornare a riprendere i figli dopo la scuola. Con questo atto il primo cittadino risolve uno dei nodi politici principali della sua maggioranza. Li abbiamo mediato, devo dire la verità, abbiamo rinviato per 2 volte la partenza, ma l'uscita del piano di parcheggi pluriennale che dà risposte anche sul breve ha concesso sostanzialmente di superare l'inghippo. Non vogliamo soltanto più ciclabili e più aree pedonali, ma abbiamo immaginato degli interventi che daranno anche più parcheggi, quindi c'è una visione equilibrata e articolata per dare spazio a tutti. Allora, è un po' un'arca di Noè, l'aveva definita così il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, perché c'erano stati anche dei contrasti innegabili nella maggioranza che alla fine sembra aver trovato una quadra. Via e parcheggi da Piazza Garibaldi, monta la polemica, però di fatto il numero di parcheggi verrà anche aumentato con la sistemazione di alcuni parcheggi ovviamente interrati e l'ampliamento anche in zona Parco Moretti. Ora, senza entrare nel dettaglio perché giustamente insomma non è compito nostro, però volevo chiedervi un pochino che cosa pensate anche da insomma fruitori del centro che magari arrivate a Udine e spesso può essere anche comodo parcheggiare in centro. È vero che il Moretti non è così lontano, però vi chiedo insomma un'opinione a riguardo. Chi vuole partire? Vai. Partiamo con Morandini. Avevo già parlato anche tempo fa, avevamo già parlato tempo fa di tutto quello che è stato anche dell'ampliamento della ZTL. Io per esempio non ero diciamo di base e di principio contrario all'ampliamento della ZTL, ma contestavo e contesto il metodo, perché hanno ampliato la ZTL, ma il problema dei parcheggi l'hanno risolto dopo. Se avessero prima risolto il problema dei parcheggi e poi ampliato la ZTL, la cosa poteva stare. Quello che invece, diciamo le modalità, il metodo. Quello che invece io non riesco a capire, non ho mai capito e spero che qualcuno me lo spieghi, è veramente questa pedonalizzazione di Piazza Garibaldi. Non vedo quale possa essere il senso e tantomeno la tempistica, perché annunciamo che ci saranno dei lavori dei parcheggi, quindi ci sarà un periodo che ci saranno meno parcheggi, poi è vero, alla fine ci saranno, benissimo, accogliamo diciamo così, approviamo questo aumento dei parcheggi e non riesco a capire, adesso abbiamo visto che quelli che sono i progetti, l'utilità di quest'area pedonale, nel senso, adesso non è il posto più tranquillo per poter fare un giardino, un parchetto, quello che è, cioè, è comunque sulla strada che è la prima strada che fa, diciamo così, la circolazione dal centro, della esatto. città, e quindi è una strada che oggettivamente è sempre trafficata. E secondo me il risultato che c'è è chiaro, è un risultato politico, è la ulteriore dimostrazione che la giunta di Udine è diciamo così, ostaggio di quello che è una parte politica, una parte che è la parte più, diciamo così, ideologica, più spostata a sinistra,
e che alla fine, è vero forse che avranno trovato degli accordi, però alla fine vincono sempre loro, l'abbiamo visto sui patrocini, l'abbiamo visto su questo, e quindi dobbiamo prendere atto di questo, che è una scelta ideologica e politica, perché io sinceramente un'utilità pratica, se me la spiegate, mi convincete, sarò più contento di questo mondo, ma non riesco a vederla sinceramente. Sono ovviamente situazioni e idee e ovviamente spiegazioni che ci stanno. Chissà che Cristian Sergo non possa trovare il modo di spiegare a chi ancora, non solo il buon Morandini ma anche qualcun altro, ha dei dubbi sulla fattibilità. Effettivamente ci si chiede, ma c'era tutta questa necessità di pedonalizzare Piazza Garibaldi, oltre al più bello, più umano, più vissuto? Quello che succede con la giunta comunale di Udine è abbastanza particolare, nel senso che è ovvio che le liste che hanno sostenuto Ivano Marchiò, il sindaco, tra cui anche il Movimento 5 Stelle, avevano determinate idee della città, non c'era solo Piazza Garibaldi su cui intervenire, è ovvio che si deve iniziare da qualche parte. Del progetto iniziale. Esatto. No, nostro sicuramente sì, poi è ovvio che nel momento in cui c'è stato poi il famoso accordo, no, per anche il ballottaggio, si è deciso che queste tematiche venissero portate avanti dall'assessore Marchiol, che ovviamente fa quello che è il suo programma, e vuole cambiare una città che per 50 anni è sempre rimasta uguale. Tranne la pedonalizzazione di via Mercato Vecchio, dal punto di vista di traffico è sempre rimasta uguale. Io lo dicevo anche l'ultima volta che ero in trasmissione qui da voi, noi abbiamo le stesse linee del bus di quando andavo alle elementari io, e io ho sempre fatto tutte le elementari, le medie, le superiori, l'università, per quanto l'ho frequentata a Udine, e quindi conosco ovviamente la città. Ho sempre lavorato a Udine, in via Zanone e in via Poscolle, per cui a pochi metri da Piazza Garibaldi, quindi penso di conoscere bene la città. Io dico solo una cosa: si parla tanto di parcheggi. Se voi prendete adesso il dato in tempo reale dei parcheggi di Udine, avete 450 posti liberi nei parcheggi in struttura. Molti di questi sono attorno a Piazza Garibaldi, perché noi attorno a Piazza Garibaldi non abbiamo solo il Moretti, abbiamo il Magrini che è poco dietro via Poscolle, abbiamo l'Andreuzzi, abbiamo il Tribunale, abbiamo Venerio. Cioè proprio intorno a Piazza Garibaldi c'è la massima concentrazione e disponibilità di posti in struttura per quanto riguarda i parcheggi in questo momento. È chiaro che, come tutta la città, se mi fai un evento come Friuli Doc dove arrivano 60.000, 100.000 persone anche da fuori tutto in un momento, qualche piccolo problema di parcheggi possiamo averlo, ma allora lì cosa bisogna fare? Bisogna organizzare il trasporto pubblico locale, cioè prevedere che la gente, come arriva ovviamente in tutto, esatto, però poi dalla stazione devi dare la possibilità anche a chi ha difficoltà magari a muoversi, e quindi non fare quei 10 minuti, perché poi quando si parla di Udine sembra sempre che si parli di andare da est a ovest, no? Da via Trieste a via Venezia, sembra sempre lontanissimo, poi alla fine sarebbero 20 minuti a piedi per chi se lo potrebbe permettere. Chi non può permettersi ha diritto ad avere un trasporto pubblico locale che funzioni, e quindi si possono incrementare determinate corse e rivedere alcune cose, tant'è che una delle ultime misure prese in questo senso è la nuova linea che collega Sant'Osvaldo all'ospedale. È un'idea, è una novità. Abbiamo allungato anche il 3 fino appunto a Degliacco, no? Col comune di Tavagnacco. E quindi questo è un discorso che va fatto, perché sulla disponibilità di parcheggi in questo momento in centro a Udine, come detto, ovvio, a pagamento, perché anche se ci fossero tutti a raso sarebbe la stessa cosa. Solo di quelli in struttura abbiamo 450 posti liberi, che costano meno di quelli a raso. Pronti? Adesso, ma lo potete verificare tutti quanti con il sistema Sosta Mobilità. Poi, ripeto, il sabato sera, il venerdì sera, quando ci sono determinati eventi, ci può essere, perché di solito le file anche fuori dal Magrini le vediamo tutti, basta passare in via Marco Volpe, ci possono essere delle problematiche, come poi è normale anche che sia. E allora quell'incremento di trasporto pubblico, treni, bus, corriere, tutto quello che può aiutare, dovrebbe portare la gente a entrare meno in città. E quindi, per arrivare anche alla domanda, giustamente, a cui non voglio sottrarmi, del perché
si debba pedonalizzare quella piazza. Quella piazza ovviamente ha una funzione molto importante per quanto riguarda la scuola che è presente, e noi sappiamo benissimo le difficoltà poi che in un qualsiasi giorno di pioggia non ne parliamo proprio, ma normale, in quelle ore in cui i bambini entrano e escono, i genitori hanno proprio per arrivare fino all'entrata della scuola, perché siamo abituati così, noi se non entriamo nell'atrio della scuola, se non entriamo dentro i negozi con la macchina, sembra che non ci sia parcheggio, e ve lo dico, avendo avuto un negozio via Poscoli, mi sentivo dire, ma non c'è mai parcheggio a Udine. Io ne avevo 4 di parcheggi intorno, perché il Moretti, Venerio, Andreuzzi dall'altra parte e ovviamente il Magrini. Sì, dicevo sempre, signora, voi quando andate ai centri commerciali, prima di arrivare al negozio che volete, dovete farvi una bella camminata quando camminate. Però la gente non ci pensa, quindi è un problema culturale, ovviamente, tante volte. Poi ripeto, ci sono determinate situazioni su cui bisogna intervenire, però fare in modo che in città arrivino meno macchine è sicuramente una delle idee dell'assessore Marchiol, che il Movimento 5 Stelle ha sempre sposato e che portiamo avanti, e fa piacere che questa giunta segua questa strada. Sulle modalità possiamo, io l'ho sempre detto, anche su come è stata attivata la ZTL, se c'erano bisogno di qualche confronto in più, qualche tempo in più, si poteva fare tranquillamente, però il fine ovviamente è quello, e l'obiettivo bisogna raggiungerlo, politicamente o meno. Poi certo, ci possiamo mettere a discutere se sempre vince l'ala dell'estrema sinistra a Udine, basta vedere cosa è successo col nodo di Udine una settimana fa, insomma. Nonnini vuole replicare? No, perché insomma è stato un discorso preciso. Non convinto rimane anche una mia idea di Piazza Garibaldi. Sui 450 posti, forse in questo momento ci sono, io poi tra l'altro cerco sempre il parcheggio in struttura, perché io li preferisco, non sempre riesco a trovarli, io è vero che di solito per un'abitudine, perché come tutti siamo abitudinari, piuttosto parcheggio nella zona di Piazza Primo Maggio, dove è sempre stato un po' più semplice trovare parcheggio rispetto ad altre parti. Quando sono altre parti non sempre trovo questo, però insomma adesso avremo anche un periodo dove se faranno dei lavori, mi pare sia al Moretti che al Magrini, e quindi ci saranno dei disagi. Secondo me provare ad aspettare fino a fare i parcheggi poteva essere una soluzione che aveva una logica. Evidentemente la scelta non è stata così, e adesso vedremo i risultati. Comunque io continuo a essere convinto che magari un parco del genere, una struttura del genere, che sono d'accordo che la scuola vada tutelata, forse lì non lo vedo il posto più. Poi magari quando la vedrò realizzata, però ho qualche dubbio su quello. Altrimenti poi il problema che si pone è sempre quello, togliere i servizi dal centro. Cioè, allora uno dice, ma perché non mettiamo le scuole in periferia, dove uno può arrivare tranquillamente, in sicurezza e quant'altro, ma allora lo puoi fare anche con gli uffici, puoi iniziare a togliere il tribunale, poi il centro muore definitivamente. Perché si parla anche se di questo tema qua, la desertificazione. Certo, ma è proprio l'incontrario, cioè se noi vogliamo mantenere i servizi all'interno, aiutiamo tutto, ovviamente una rete anche commerciale, per far sì che la gente poi continui a venire in centro. Se continuiamo a dire in centro non si può arrivare, non ci organizziamo, non facciamo un trasporto pubblico che porti la gente in centro, invece che favorire le uscite io non sto dicendo non fare trasporto pubblico, dal centro storico. Sto dicendo che proprio quella di Piazza Garibaldi non la capisco. Il trasporto pubblico sono d'accordo, il trasporto pubblico può essere potenziato, ben venga, insomma, come dico, ci sono, anche sulla ZTL stessa, io non sono... sull'ampliamento che è stato fatto, io non sono contrario, che invece molti magari lo erano. Però il metodo secondo me è stato completamente sbagliato. Lei diceva negli ultimi 60 anni di fatto, a parte la pedonalizzazione di Mercato Vecchio, Udine non è cambiata. C'è anche semplicemente una scelta di cambiare, oltre che la volontà di fare in modo che Udine diventi più green, più vivibile, però è anche semplicemente forse cambiamo qualcosa, un po' di area di novità. Questo è stato anche la base del ragionamento di pedonalizzazione di Piazza Garibaldi. Questo lo possiamo chiedere all'assessore, e a quando ha portato avanti con la sua lista
anche già nella passata legislatura tutta una serie di iniziative e di idee per migliorare la città, farla diventare anche molto più europea, molto più verde, laddove è possibile. Sì. Questo e sì, quindi sicuro più europeo sicuramente con un occhio alla mobilità sostenibile, quindi a migliorare quelle che erano le ciclabili a Udine, che è una roba ridicola se pensiamo via Zanone, via Grazzano, come sono state, diciamo, costituite anche determinate ciclabili in passato, e quindi bisogna fare tutta una serie di lavori. Poi ripeto, sulle modalità, sui tempi, sui disagi, perché l'altra volta abbiamo aperto la ZTL e c'erano, mi pare, le bancarelle o i baracconi in piazza Primo Maggio. Adesso si interviene su piazza Garibaldi, c'è Friuli Doc, quindi è chiaro che... no, ma secondo me l'unica settimana che potrebbe avere un senso chiudere piazza Garibaldi, sì, magari se ci fossero degli stand o qualcosa, diciamo che in una zona che potrebbe essere di ingresso e di passaggio. Allora io sul fatto che, insomma, una battuta, io Udine sono più o meno 30 anni che la frequento dalle scuole superiori, perché insomma, anche se prima ho qualche ricordo, magari bambino, insomma, è vero che grossissimi cambiamenti non ci sono stati, qualche cambiamento c'è stato, perché io mi ricordo che con la macchina si arrivava fino a piazza San Giacomo, non tantissimi anni fa. È vero che bisogna ragionare su una mobilità alternativa, che può essere quella della ciclabilità, è vero che bisogna ragionare sul trasporto, però ci sono per esempio certe linee che io mi ricordo anche da quando ero a scuola, no? La 1, la 4, che sono linee che ormai sono entrate talmente diciamo, nell'utilizzo degli udinesi, ma anche di chi viene fuori, che evidentemente funzionano, perché ci sono anche delle cose che comunque stanno funzionando, quindi non bisogna cambiare per cambiare, bisogna cercare quello di migliorare sempre. Sul verde siamo tutti d'accordo, ma anche la passata amministrazione, non solo quelle, insomma, hanno fatto degli investimenti sul verde. Poi c'è stato un periodo che sembrava che tagliare un qualsiasi albero fosse un peccato mortale. Adesso chissà come mai nessuno protesta quando vengono tagliati o comunque, diciamo, viene data meno. Invece io sono d'accordo che in città come dappertutto la manutenzione vada fatta, e quindi è giusto che vengano fatti certi tipi di interventi. Come ho detto, continuo a rimanere sulla mia idea su altre cose, ma insomma... Ma se la pensassimo tutti allo stesso modo, non sarebbe neanche... Poi insomma, questo confronto civilissimo, quindi assolutamente, e mi piace che nessuno dei due stia bocci, a prescindere idee magari diverse, ma si vada dentro a capire cosa c'è di buono anche in un'idea che non arriva dal proprio partito. Ma io vi chiedo, e questa è una domanda che pongo perché anche tanti cittadini ce l'hanno scritto e l'avevo letto anche in un articolo, no? Si parla di desertificazione, ma non solo a morte eventuale che qualcuno paventa per il centro, dice ma se non possiamo più arrivare lì, la gente non arriverà lì perché siamo abitudinari, vogliamo arrivare fin lì con la macchina, se non ci date più la possibilità di farlo, non è che noi cambiamo le nostre abitudini, non ci veniamo più, ok, questo è un rischio, ma soprattutto c'è il rischio di aumento della criminalità che, vedendo passare meno macchine, meno persone, meno gente, si potrebbe andare a insediare in zone che nell'ideale collettivo sarebbero bellissime, senza macchine eccetera eccetera, ma che di fatto, e ce lo raccontava per esempio il titolare di un bar che aveva accolto 2 ragazze inseguite da un malintenzionato qualche mese fa, proprio a ridosso dell'apertura della ZTL, e loro avevano detto fino alla scorsa settimana qui era pieno di macchine, adesso con la ZTL non c'è più nessuno e noi abbiamo avuto paura, perché la ZTL, e in questo caso credo la pedonalizzazione di Piazza Primo Maggio, crea di fatto dei deserti dove la criminalità si va a insediare. Premetto che io sono super pro green, nuova viabilità, va bene tutto, però questa è una domanda che in tanti hanno posto e quindi vi chiedo, Piazza Garibaldi pedonale aumenta di fatto anche inversamente la criminalità? Chi vuole partire? Facciamo partire lei adesso? Dai. Dovrei farvi la controdomanda. Se pensate a problemi di sicurezza nella città di Udine, a che vie pensate? Via Roma, via l'Europa, via Leopardi. Sono pedonali? No. Ci passano macchine? Abbiamo quello che abbiamo? Notizie di spaccio ogni giorno con tutte le macchine che passano, problemi, bar che chiudono, tutto quello che sono pedonali? No.
E allora, anche se dovesse capitare, no, qualcosa in queste vie, è chiaro che non è quello, diciamo, che può essere da deterrente, cioè il fatto di avere ancora auto in queste vie piuttosto che no. Il problema della sicurezza è un problema, diciamo, molto, molto grosso. Le preoccupazioni ovviamente ci possono essere, però io dico sempre, se noi dobbiamo pensare alla ZTL, e questo lo dico anche come giunta comunale, come una zona dove lì non ci si può più arrivare e si abbandona così com'è, allora vuol dire che tutti non abbiamo capito niente. Cioè la ZTL serve proprio per far arrivare la gente a godersi quegli spazi, e lo deve fare in maniera sicura, ovviamente, e protetta come avviene. Ma per fare questo ci sono poi tutta una serie di altri diciamo, mezzi e servizi, c'è un'interlocuzione chiaramente da fare con le forze dell'ordine e tutto quello che può servire per aumentare la sicurezza dei cittadini. Ma quindi pensare che ampliando la ZTL o pedonalizzando Piazza Garibaldi quella zona diventerà diciamo, il nuovo rione, vabbè, non facciamo paragoni, no? con altre città, allora vuol dire che veramente non abbiamo capito niente. Io, rispetto a quello che dicevamo prima, quando si parlava dei famosi 30-40 anni, no? Se è cambiato qualcosa o meno, ed il problema è cambiato con Udine, che ha 6 centri commerciali che prima non c'erano. Cioè che quando tu 30 anni fa ovviamente venivi in città, io già c'ero da 10 anni, non esisteva praticamente, c'erano solo 2 grossi centri commerciali che però erano 2 supermercati, il centro commerciale Friuli e il Città Fiera, dove di fatto c'erano solo i supermercati. Adesso ci sono gallerie di negozi e, ripeto, la nostra preoccupazione qual è? Quella di portare fuori la gente dal centro o di portarla in centro? È chiaro che quella è stata una politica che ha fatto in modo che la gente uscisse dal centro e trovasse quelle comodità che si dicevano prima anche per quanto riguarda i parcheggi in queste strutture. Noi dobbiamo lavorare all'incontrario, altrimenti, come si diceva anche prima, diamocela per vinta, togliamo tutto dal centro, anche i servizi, togliamo le banche, togliamo le poste, come purtroppo sta avvenendo, perché poi l'implementazione anche dell'online non è un dramma solo per il commercio, ma anche per i servizi, e queste cose devono essere affrontate, per cui noi ci dobbiamo porre il problema di cosa facciamo fare alla gente quando viene in centro a Udine. Questo è il sostanziale, diciamo, discorso. La risposta che dà l'assessore Marchiola è quella di fargli vivere la città in maniera slow, come si dice adesso, come quindi dicono quelli bravi. Ovviamente quelli che hanno studiato e vogliono copiare le altre città dove le pedonalizzazioni ovviamente funzionano. Però appunto è sempre cosa facciamo fare alle persone che vengono a Udine e il motivo per cui gli diamo di venire a Udine. Una volta magari si veniva appunto per determinati servizi, per i negozi che c'erano, adesso dobbiamo ovviamente rivedere e rifarci questa domanda tutti quanti. E la risposta ovviamente, come detto, data da questa giunta è la pedonalizzazione per fare diventare quella città ancor più a mezzo di cittadino e non di automobili. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, è chiaro che i posti meno frequentati poi rischiano. Non c'è, secondo me, un rischio di aumento della criminalità, ma che questa criminalità si sposti. È chiaro che la dimostrazione è stata che in Borgo Stazione comunque l'amministrazione comunale, per esempio, ha tolto certi tipi di siepi, certi tipi di... Per evitare che venissero nascosti. Per evitare, e questo insomma, è un dato di fatto, e quindi è un rischio che oggettivamente c'è, perché è chiaro che dove c'è più passaggio di persone, certo tipo di delinquenza, specialmente quella che magari fa riferimento a uno spazio che è vero, che dove viene fatto è comunque un posto di passaggio, però magari ci sono dei posti dove ci può essere, dove possono nascondersi, dove possono insomma fare più tranquillamente le cose negative che fanno. Quindi un rischio è una paura, insomma ci auguriamo di no, ma un rischio è una paura che questo magari poi venga spostato perché dall'altra parte c'è più tranquillità, fra virgolette, e potrebbe esserci, ma insomma speriamo questo non sia. Per quello che riguardava il discorso del centro che deve vivere,
io sono d'accordissimo per quello che riguarda i centri commerciali. Io vengo da un comune che ho fatto l'assessore all'attività produttiva e al commercio anche in quel comune, però io ho sempre sostenuto che il centro di Udine, come i centri anche delle cittadine o dei nostri paesi, ha qualcosa che i centri commerciali non hanno, che è la storia di tutti i paesi. La storia e la bellezza. Non a caso anche noi, insomma, ti ricorderai anche nella passata legislatura abbiamo cercato con anche con i distretti del commercio che il loro vero diciamo così, scopo è quello di cercare di aiutare il negozio di vicinato, il negozio di quartiere, certo, ma anche il negozio del centro che possa essere attrattivo anche da un punto di vista turistico, perché io penso che tutti noi preferiamo fare una passeggiata nel centro di Udine rispetto a un qualsiasi centro commerciale, se non abbiamo solo la necessità di fare un acquisto che magari già conosciamo. Beh, quindi, in quel caso si va a mirati. È vero che c'è il problema che forse lì, ecco, in quel caso lì saranno i centri commerciali, sull'online soffrono più i centri commerciali rispetto magari al piccolo commercio. Secondo me le due cose possono convivere. È chiaro che se uno una volta viene e non trova parcheggio, una volta viene e non ha il parcheggio che magari era abituato ad avere, va a cercarne un altro, lì c'è il cantiere in quel momento, e la terza volta lì cosa faccio? Mi fermo a Tavagnacco, mi fermo a Reana, vado a Martignacco o vado da un'altra parte e magari c'è un po' di tempo autunnale, o troppo caldo come l'estate e lo può fare, quindi per quello bisogna cercare anche perché come dico, siamo tutti degli abitudinari, perché anch'io parcheggio di Piazza Primo Maggio anche se devo andare magari dall'altra parte della città, perché è la mia abitudine, siamo tutti abitudinari. Se io comincio a trovarmi adesso 2 o 3 volte dei problemi che lì in questo momento non ci sono di parcheggio e poi magari una volta dopo, chiaro, dipende da cosa devo venire a fare. Per quello che riguarda invece i servizi è giusto che rimangano più possibile in centro, poi come diceva anche prima Cristian, si va verso purtroppo ci sono certi tipi di servizi che fisicamente non si fanno sempre di meno e servono sempre di meno, però ce ne saranno degli altri che verranno fuori, quindi insomma la speranza è quella appunto di continuare. Come dico, su certi tipi di idee io non sono completamente contrario, però sul metodo oggettivamente boccio il lavoro della Giunta di Udine. Se vuole aggiungere l'ultima roba, se no io cambio argomento, perché questo alla fine ci ha tenuto incollati, perché tante ovviamente sono le questioni. Andate a Friuli Doc, ci andrete? Visto che ormai stati, 30ª edizione, insomma, un numero importante, vi stuzzica, ci sono molte novità, villaggio dello sport, villaggio per i bambini, torna la musica. Quando ci andrete? Già dall'inaugurazione di domani? Ma io penso di riuscire ad andare solo giovedì, però insomma... Solo domani, lei? Non lo so, francamente non si è ancora storicamente organizzato. non ho mai frequentato Friuli Doc, non è un problema di destra, sinistra, centro, cioè proprio sì, come tipologia di festa gradirei, e infatti c'è uno sforzo in tal senso che Friuli Doc sia veramente la festa dell'enogastronomia friulana, per cui tante volte vedere il Toro e gli austriaci che vengono giù, è chiaro che lì cambia un attimo il connotato della festa. Allora se deve diventare la Dunata degli Alpini ogni anno, no, è un conto. Se dobbiamo farla diventare diciamo una festa che possa dare ovviamente lustro a quelle che sono le attività importanti anche della nostra regione e della nostra provincia, perché poi è Friuli Doc, anche se qualcuno sta cercando di farlo diventare Friuli Venezia Giulia Doc, ma e quindi sì, è ovvio che sarebbe bello avere quel tipo di attività, ecco, però insomma è sicuramente una festa importante dove è giusto ovviamente andare. Io prima, come detto, non frequento, nel senso non ci sto tutte le serate, però insomma ho sempre fatto anche i miei acquisti la sua capatina diciamo nelle bancarelle anche, no, dove si possono trovare per fortuna prodotti locali anche della montagna, cose ovviamente importanti che possono sicuramente dare un aiuto anche a produttori locali. Quell'aspetto di Friuli Doc sicuramente mi piace ed è giusto sottolinearlo. Poi sono 4 giorni di festa e come tali vanno vissuti. Ovvio, rispetto all'idea originale un po' e poi si è evoluta e si è allargata, tra l'altro poi
fine mese, anzi non proprio fine mese, dopo la metà c'è anche Gusti di Frontiera a Gorizia, quindi si parte veramente con un periodo importante. È vero che si sta un po' allargando troppo questo periodo? Allora, intanto partiamo dal presupposto, dobbiamo sperare nel bel tempo, perché poi alla fine puoi fare io lo dico perché per esperienza, i migliori programmi e progetti, e non è una questione politica, non è una questione amministrativa, quello è fondamentale, però mi pare che le previsioni forse a parte domani... Mentre lei parla io do una sbirciata ancora. Allora, io vengo di mio vissuto personale dal mondo del Proloco, dal mondo dell'associativismo, quindi Friuli Doc l'ho sempre vissuto anche operativamente, in alcuni anni magari aiutando proprio il mio paese o qualche altra attività che, diciamo così, va nella città di Udine e cerca di portare il meglio che riesce a produrre, e quindi si trova veramente uno spaccato della nostra regione Friuli-Venezia Giulia. Io non trovo così scandaloso il fatto che ci siano anche, diciamo così, alcuni stand che vengono da fuori, perché comunque può arricchire l'offerta della città, può arricchire il richiamo in città magari di persone che vogliono avere questo tipo di servizio, che però poi non si fermano solo allo stand della Vienna Schnitzel, però magari fanno un giro e come ho sempre sostenuto, tanta gente porta gente, no? Nel senso che, è chiaro, al netto di una serie di disagi, però che penso che per i cittadini di Udine siano sopportabili per 4 giorni all'anno, è una festa che comunque è un importante spaccato della nostra gastronomia, delle tradizioni della nostra regione. Detto questo, rispondo in parte alla battuta del Friuli Venezia Giulia Doc. Io penso che, a parte che mi pare che ogni anno ci siano anche degli stand, non mi pare, ci sono degli stand anche dei pescatori di Trieste, di Gorizia. Penso che la promozione di una regione piccola come il Friuli Venezia Giulia, che ha una delle sue più grandi ricchezze le diversità interne, no? che sono diversità anche nel mondo enogastronomico. Penso che già siamo piccoli ed è difficile fare promozione in una regione così piccola, se poi cominciamo a suddividerla, secondo me non andiamo da nessuna parte. Ok, questa è ovviamente un punto di vista. Sì. Argomento... Voleva aggiungere? Aggiungiamo. No, ma gli austriaci non fanno parte della regione. No, lo so. Gli austriaci... Però comunque chiamano gente, sì. Comunque chiamano gente, magari hanno la possibilità. Ma è per dire che proprio perché abbiamo anche tante realtà locali nostre da poter allora chiaramente... Realtà, almeno da quello che sento, poi la variabile... Purtroppo la variabile che ho detto prima è fondamentale. Domani però... diciamo che piove. Ecco, quindi il giorno che vado io sono... Caro Morandini, non una grande scelta, se mi posso permettere, ma venerdì non piove, poi sabato e domenica bello. Beh, allora quindi insomma sono convinto che... Quindi non torni a Friuli, se no forse è lei comunque... Sentendo e parlando anche con i responsabili delle varie Proloco, dei vari anche diciamo così, imprenditori, perché ci sono anche quelli che vengono, comunque non riescono a lavorare molto, diciamo che dare qualcosa in più, dare uno spazio può aiutare a portare ulteriore persone che poi alla fine sono un bene per tutti, no? Poi, come dicevo, magari si trasformasse in una festa degli alpini ogni anno, anche perché con gli dotti che ha una festa, oltre all'importanza, gli dotti che ha una festa degli alpini, l'abbiamo visto nella presentazione, sarebbe fondamentale. Comunque è una festa che secondo me ormai è entrata nella tradizione della nostra regione, e quindi insomma certo. È un appuntamento diciamo chiamiamolo fine estate, inizio... Ma sì, si riparte con la vita vera. Esatto. Per gli amanti dell'estate, purtroppo. Esatto. Ci fermiamo un attimino e poi, visto che abbiamo chiuso questo argomento qua, perché poi, visto l'ora, se magari l'argomento successivo porta di altro tempo, non mi piace bloccarvi, proprio tagliarvi di nette, quindi pubblicità adesso, perché poi dobbiamo parlare di patrocinio da Israele, liste d'attesa per quanto riguarda la sanità, tanti argomenti, non li riusciremo a toccare tutti, ma ci proviamo, a tra poco.
Eccoci qua con un'altra parte di Friuli, di Sveglia Friuli, mi confondo sempre con la trasmissione che conduco solitamente, che è Friuli in diretta, ma quello è lo slot di pranzo e ci sarà ovviamente anche oggi, così vi ridò già appuntamento, promozione oggi, promozione. Terzo argomento, patrocinio Italia-Israele, apri di cielo, che è successo? Vediamo il servizio allora perché riepiloghiamo un pochino il tutto. Comune di Udine dice no al patrocinio a patto che non ci sia un cessate il fuoco. Viene proposta una raccolta fondi, iniziativa di sicuro benefica e lodevole per aiutare le popolazioni vittime di tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente nella guerra israeliano-palestinese. Hermes Canciani, presidente regionale del calcio del Friuli Venezia Giulia, dice bello ma di difficile attuazione. Vediamo. Ma indubbiamente è un'azione meritoria quella che il sindaco aveva proposto, però non era fattibile e non è fattibile. Continua a tenere banco a Udine il tema legato alla partita tra Italia ed Israele valida per la Nations League in programma il prossimo 14 ottobre proprio al Blue Energy Stadium. Il caso era scoppiato negli scorsi mesi quando il comune di Udine aveva negato il patrocinio alla partita, scatenando di fatto una marea di polemiche. Dopo aver spiegato le motivazioni ovviamente legate alla questione israeliano-palestinese, il sindaco aveva lanciato l'idea di organizzare una raccolta fondi come sorta di punto d'incontro nel dialogo avviato tra FIGC e comune, con la somma che sarebbe stata poi devoluta alle vittime della guerra che è tuttora in corso in Medio Oriente. Idea apprezzabile, però bocciata dal presidente della FIGC regionale Hermes Canciani, da poco rieletto, che ci ha spiegato le motivazioni di questa decisione. Le partite della nazionale hanno una prassi che ormai è consolidata e quindi non si poteva pensare di eliminare questa, una raccolta fondi o direttamente sui biglietti della gara o indirettamente con qualche altra iniziativa. Mi dispiace tantissimo, mi auguro che per la data di svolgimento della gara ci sia un cessate il fuoco. Stop alle polemiche, è questo quindi il messaggio che lancia Canciani e ora la palla passa al sindaco De Toni. Probabilmente è stata gestita male questa. Se noi avessimo saputo, se la federazione avesse saputo già dall'inizio che il comune di Udine non dava il patrocinio, logicamente ci saremmo mossi e la federazione stessa si sarebbe mossa in un'altra maniera. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha stipulato un accordo con la regione Friuli Venezia Giulia per far arrivare la maglia azzurra in tantissime occasioni. Ieri sera c'è stato un bellissimo antipasto a Trieste con le finali del torneo Under 17 fra Italia e Spagna, e questo chiaramente è un rapporto che è bivalente, cioè la promozione del territorio legata allo sport. Ora purtroppo i tempi non sono stati consoni a questa aspettativa e quindi è partito il comune di Udine e la federazione si è trovata spiazzata di fronte a questo, soprattutto perché la regione Friuli Venezia Giulia, sia come consiglio regionale sia come giunta regionale, aveva già dato patrocinio. Allora, sentiamo anche la risposta del sindaco Alberto Felice De Toni, dopo che è arrivato anche il consiglio regionale di fatto a dare il proprio patrocinio, quindi insomma mancherebbe Udine, però il sindaco De Toni spiega i motivi chiari per i quali il patrocinio era stato di fatto vincolato a due soluzioni. Allora, io avevo detto che il patrocinio potevamo concederlo in due scenari: il cessate il fuoco, che purtroppo ancora non c'è stato, oppure appunto associare all'evento sportivo anche un evento di dialogo, e l'ipotesi di devolvere i fondi ad un'iniziativa di dialogo era un'ipotesi che avevo suggerito alla Federcalcio. La Federcalcio ha detto che per motivi tecnici non è possibile farlo, vediamo se ci sono altre possibilità. Manca ancora un mese e la speranza è l'ultima a morire. Allora, tema ovviamente delicato, importante. Questo patrocinio, che idea vi siete fatti in particolare a riguardo? Innanzitutto ho scoperto l'esistenza dei patrocini vincolati. Il Comune di Udine già 2 volte ha dato patrocinio sì, ma a certe condizioni, no? Sì, non mi sembra una cosa molto, molto logica, nel senso che o sposo una causa o non la sposo. E in questo caso io ero proprio in questa trasmissione nei giorni successivi alla negazione del patrocinio da parte del Comune di Udine, e ho detto una cosa che forse non
bellissima, però secondo me è molto pratica, no? Sicuramente se il patrocinio fosse stato dato non avrebbe diciamo, mosso tutto questo polverone com'è. E diciamo che la scelta più divisiva è stata non darlo come darlo, perché comunque il patrocinio ha una partita della nazionale italiana, è vero, con Israele, è vero, Israele è un paese in guerra, un paese però che è stato attaccato, però diciamo che è anche una prassi, che viene data. E continuo e torno al discorso di prima di piazza Garibaldi, no? Vediamo anche la dimostrazione del fatto che i Pride di Lignano sì, diamo il patrocinio, però non sposiamo il cartello politico, cioè si cerca di fare qualcosa e quindi abbiamo, come l'ho detto prima, quando parlavamo appunto di piazza Garibaldi, è chiara e palese la dimostrazione di questa grossa difficoltà che ha in questo caso il sindaco, comunque che ha l'amministrazione comunale di Udine in questo momento, a cercare di mettere vicino queste due anime che ha e che la compongono, perché ci sono, come diceva prima anche Cristian, insomma c'è una parte che fa più riferimento a quello che è il mondo della sinistra, il mondo dei 5 Stelle, un'altra parte che fa riferimento anche a un centro che molto più, che forse è distante forse anche dal PD se vogliamo, no? E quindi questa è una difficoltà. Io sono orgoglioso che la Giunta regionale e soprattutto che il Consiglio regionale del quale faccio parte abbia dato il patrocinio a questa manifestazione. È chiaro che penso diventi difficile andare comunque a sottoporre a delle condizioni il patrocinio, condizioni che erano oggettivamente, anche se viste diciamo così, sicuramente un aiuto alle vittime della guerra è un aiuto che è importante, però era abbastanza chiaro che era praticamente irrealizzabile, quindi insomma rimane l'auspicio che il Comune di Udine dia il patrocinio, se non altro perché a questo punto rimane solo la condizione del cessate il fuoco, e quindi il cessate il fuoco chiaramente è auspicio non solo del Comune di Udine ma penso di tutte le persone di buon senso. Esatto. Ma allora, tu prima dicevi che è la prima volta che senti parlare di patrocinio condizionato, io è la prima volta che sento parlare di patrocinio per una partita di calcio. Cioè, non mi pare che sia la prima volta che venga la nazionale italiana a Udine, non mi pare che il Comune di Udine abbia dovuto patrocinare l'evento quando la nazionale di calcio sia stata ospitata qui, no? E quindi, no, non lo so, no, o quantomeno ovviamente se lo fa di prassi ben venga, era una prassi. Se lo fa di prassi ben venga, però francamente dovremmo andare a vedere ovviamente le carte. Però nel 2008 quando arrivò la Georgia qua. Sicuramente non l'ha fatto il Consiglio regionale perché se no lì magari me ne sarei accorto, e quindi è ovvio che il Consiglio regionale precedentemente il patrocinio non era stato né dato né non dato, cioè non si faceva. Non vorrei sbagliarmi, però quella volta su iniziative locali, regionali, sì, ma una partita della nazionale di calcio, cioè francamente, non credo che il patrocinio del Comune di Udine porti pubblico in più allo stadio piuttosto che no, ecco. Però non vorrei adesso sbagliarmi, ma ho un ricordo di quando nel periodo che era poi venuta fuori la polemica che è una prassi della FIGC chiedere il patrocinio per la partita al comune ospitante. Può essere una novità della FIGC degli ultimi anni. Poi non so da quando. Può però essere. Però chiaramente allora lì è un po' come il discorso che facevamo la settimana scorsa anche sul Gay Pride, no? sul Pride, FVG Pride, chiamiamolo come vogliamo, di Lignano Sabbiadoro. Cioè, se il comune ovviamente sapeva che gli sarebbe stato chiesto il patrocinio, doveva decidere per tempo se concederlo o no, sempre che sia stato avvisato ovviamente prima della guerra o dopo la guerra, ma visto che il calendario della Nations League non viene fatto 2 mesi prima della partita, ma un po' di tempo prima, credo che già fosse ovviamente in corso la guerra, e quindi chi ha stabilito di far ospitare questa partita al Comune di Udine, se questa prassi effettivamente vale per tutti i comuni, avrebbe dovuto
chiedere al sindaco va bene, ci date il patrocinio? Sì, no, se no andiamo dall'altra parte. Perché quello che dice il presidente della FIGC invece sembra che non sia avvenuto questo, ovviamente, perché non è che gli hanno detto sì venite e poi non vi diamo il patrocinio, allora delle due l'una, quindi evidentemente qualcosa a livello di comunicazione quantomeno è andata storta. Poi se effettivamente qualcuno avesse avvisato il Comune di Udine che non dando il patrocinio non ci sarebbe stata diciamo, la partita, magari questo poteva essere anche l'obiettivo di qualcuno che ha detto no, non diamo il patrocinio, e io ricordo anche il gesto di alcuni tifosi italiani una settimana fa quando c'è stato l'inno israeliano che hanno diciamo, protestato, no, come ha fatto il Settebello alle Olimpiadi nostre, girandosi le spalle durante l'inno nazionale. E queste cose però diciamo, ci devono far riflettere su una cosa. Il calcio deve fare politica, la politica deve fare, diciamo, deve entrare nello sport, deve usare lo sport anche come mezzo per dare dei segnali. Se lo deve fare, allora dobbiamo accettare che la politica utilizzi lo sport anche per dare dei segnali e dei messaggi ai cittadini. Altrimenti dobbiamo dire no, la politica non entra nel mondo del calcio, allora mi dovete spiegare perché il Consiglio regionale ha dato il patrocinio. Allora, e questo è, perché o le cose valgono per tutti e sempre oppure no. Quindi se è giusto fare politica anche utilizzando questi eventi, il Comune di Udine ha fatto le sue valutazioni, voleva dare un segnale, voleva dire signori qui siamo di fronte a uno Stato che secondo quelli che sono gli osservatori internazionali sta commettendo determinate azioni. Vogliamo chiamarlo in un altro modo, chi sarà preposto lo chiamerà in un altro modo. E quindi noi ovviamente riteniamo che questo non vada bene, perché se no ovviamente si scende sempre nell'ipocrisia, allora mi dovete spiegare perché gli sportivi della Russia ancora devono giocare nelle loro manifestazioni senza poter manifestare la loro bandiera vicino ai loro nomi. Questa è sinceramente solo ipocrisia, perché evidentemente per una guerra le cose vengono viste in un modo, per una guerra le cose vengono viste in un altro modo. E allora o facciamo una riflessione globale anche su questi temi e quindi dobbiamo decidere che se un atleta russo è russo non perché c'ha magari il parente in questo momento al fronte che sta ammazzando qualcuno, ma è russo e ha diritto di partecipare alle manifestazioni sportive, oppure decidiamo, come è successo anche altre volte, che la politica entri nello sport e quindi si boicottino le Olimpiadi, non si permetta a determinati sportivi di partecipare per quello che fanno i loro governi e quant'altro. Io non voglio dire, cioè come tutte le cose gestite male, ripeto, se c'era la possibilità di gestire meglio tutto anche dal punto di vista comunicativo sarebbe stato sicuramente una cosa migliore. Quello che avviene in Israele e in Palestina vorrei dire che è sotto gli occhi di tutti, secondo me non è sotto gli occhi di tutti, c'è ancora molto che purtroppo non viene raccontato di quello che è stato fatto in questi mesi in quelle terre e vorrei dire in quegli anni. È chiaro che tutti quanti condanniamo il terrorismo, è chiaro che condanniamo tutti quanti quello che è successo a ottobre di un anno fa ormai con il primo attacco che c'è stato di Hamas. Abbiamo sempre detto che come tutti i terroristi Hamas deve essere condannata e perseguita per quello che è, ma lì c'è un popolo e ci sono dei bambini di 8 anni che Hamas non sanno neanche cosa siano, che vengono regolarmente bombardati e massacrati dalla mattina alla sera. Allora, se vuole faccio intervenire ovviamente, poi abbiamo una telefonata. Faccio solo un piccolo, quindi chiedo all'amico da casa di rimanere in linea perché giustamente un piccolo faccio passaggio rispondere non su questa ultima Morandini, parte. esatto. La politica entri nello sport col patrocinio, secondo me è giusto. Il Comune di Udine ha detto no, ha fatto la sua scelta, la Regione ha detto sì, ha fatto un'altra scelta. La cosa che io contesto e non capisco perché devo dire no, però se facciamo no, punto.
basta. È una scelta politica che hanno fatto, che io contesto, io con la quale non sono d'accordo, non siamo qua per discutere di questo, ma non sono d'accordo, però insomma si prende la responsabilità, non però vorrei ma non posso, vorrei ma non posso. Fuoco, e tu lo sai benissimo che in questo momento il fuoco lo sta facendo solo una parte piuttosto che l'altra, è chiaro che se si arrivava a quello cambiava lo scenario. E quindi di pensare che il cessate il fuoco lo faranno per avere il patrocinio alla partita. Mi auguro che venga, come ci auguriamo tutti che venga. Adesso io non entro nel merito, non la penso proprio perfettamente nel senso come la pensi tu, però si fa una scelta, si porta avanti una scelta e invece vedo con imbarazzo come abbiamo visto che sull'altro patrocinio, sì, diamo il patrocinio, però no, perché evidentemente c'è questa difficoltà oggettiva a gestire diverse aree politiche che sono all'interno, e questo è un dato di fatto che tutti devono prendere in considerazione, no? E quindi poi ognuno trae le sue conseguenze. Esatto. Allora, non so chi abbiamo in onda. Buongiorno. Io non sento. Io chiedo a Pietro, vado in diretta. Pietro in regia, ci sente il nostro amico? Fammi dei segnali di fumo, fammi capire qualcosa. Pronto? Eccoci, pronto, buongiorno, con chi parlo? Con Giovanni. Non ho capito, mi scusi? Giovanni. Prego Giovanni, lei ci ha chiamato perché voleva intervenire riguardo a questa discussione in studio? Intervenire solo sul fatto che è sport. Non dovrebbe entrare la politica da nessuna parte. Sport è sport. Se un cittadino è sportivo che suonino l'inno di Mameli o l'inno dell'Inghilterra o della Francia o dell'Italia è sport. Non nessun cittadino dovrebbe intervenire su quelle cose lì. Ok, quindi sport è sport, politica è politica. Lei un po' contesta gli atteggiamenti in cui si fondono queste due idee. Credo che il nostro Giovanni faccia anche riferimento al fatto che alcuni tifosi italiani nella partita proprio di Nations League contro Israele, quella di fatto che l'Italia ha giocato in trasferta anche se è stata giocata in Ungheria, durante l'inno di Israele si siano girati di spalle. Giovanni, lei è stato chiarissimo, sport è sport, la politica nello sport non ci deve entrare. Non so se aveva altro da aggiungere, se no la ringrazio per il suo intervento e per la sua riflessione, Giovanni. È sport, è come le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono sport. No? E dopo intervengono, uno non può venire perché partecipa lui e partecipa l'altro. Sì. Ok, grazie Giovanni. Insomma, è stato chiaro. Il problema però è che storicamente non è stato così. Esatto. Boicottaggio delle Olimpiadi a Mosca, boicottaggio delle Olimpiadi a Los Angeles, e siamo abituati a queste cose. La Bartali che vince il Tour de France ferma forse una guerra civile, nel senso ci sono stati degli esempi dove lo sport ha perfettamente ragione. Ha risolto dei problemi. Una volta durante le Olimpiadi c'era il coprifuoco, no? Il cessate il fuoco, e quindi il periodo olimpico veniva rispettato, ma proprio per questo, ma allora è sbagliato chiedere il patrocinio comune. Cioè, partiamo da lì, quindi dobbiamo dire che il primo grande sbaglio, se è vero che è la FIGC che chiede il patrocinio dei comuni che ospitano gli eventi, vuol dire che allora la prima a fare politica è la FIGC. Quindi se fosse così, per quello dicevo prima, secondo me dobbiamo fare questo tipo di riflessione. Io condivido tantissimo, proprio perché dicevo, alla fine gli atleti israeliani, come poi gli atleti di tutti i paesi che hanno partecipato anche alle recenti Olimpiadi di Parigi, saranno i meno responsabili di quello che avviene. Noi abbiamo visto anche proteste o casi, difficili simili qualche mese fa, purtroppo, perché non se ne parla più, anche se la situazione è sempre quella, in Iran, dove addirittura gli atleti iraniani protestavano contro il loro governo e quindi usavano loro stessi lo sport per lanciare dei messaggi politici a quel punto evidenti.
Però allora o lo accettiamo sempre, non possiamo accettarlo solo quando fa comodo al nostro fine politico. Altra telefonata, credo. Pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo Riccardo Alessi, sono un consigliere comunale di Ruda, chiamo da Ruda. E volevo fare un'osservazione. Intanto il patrocinio è un riconoscimento simbolico, è una forma di apprezzamento dell'amministrazione comunale nei confronti di iniziative che sono ritenute meritevoli. Quindi il sindaco di Udine ha perso una grossa occasione non dando il patrocinio, perché lo sport non deve mai essere teatro di rivendicazioni politiche, ma deve essere un momento di coesione sociale. Quindi la storia ci insegna che lo sport più che disunire deve unire. Con questa decisione il sindaco di Udine ha perso questa occasione anche di superare la conflittualità che c'è per ora in Medio Oriente con questo conflitto abbastanza feroce. Grazie. Grazie. Credo chiamasse da Ruda, se non ho capito male. Ecco, di fatto il consigliere ha sottolineato quello che aveva detto anche con altre parole, ma il concetto era simile, se non ho capito male, il precedente telespettatore, la precedente persona che aveva telefonato. Però rimaniamo un po' sempre qua, no? Cioè, alla fine non è di sicuro il sindaco di Udine che ha unito sport e politica. Esatto, è così. No, ma purtroppo o per fortuna sì, dipende, perché lo sport può veicolare dei messaggi importanti, però se non ci fosse politica fosse sarebbe stato io nell'amministrazione comunale di Udine l'avrei dato il patrocinio. Certo. Detto questo, non è stato dato, è una scelta che hanno fatto, è una scelta politica, Certo. Secondo me questi tentativi di mediazione non peggiorano la situazione. Ecco. Uno dice no, punto, chiuso. Certo. È finito. Certo. No, scusate, Prego. dico solo una cosa, su queste cose, perché poi succedono anche ovviamente in vari ambiti, soprattutto poi quando riguarda lo sport, ma non solo. Se ci fosse, allora, dobbiamo partire da un presupposto. Ancora una telefonata, se c'è quindi chiaramente rapido. una federazione, un ente che decide che Israele legittimamente può partecipare a una determinata manifestazione, allora lì c'è già una scelta, diciamo, a monte di dire ok, Israele, nonostante sia in guerra, nonostante tutto quello che stia succedendo, può partecipare. Però, ripeto, Israele sì, la Russia no, poi ci facciamo il distinguo. E allora dobbiamo decidere chiaramente, perché se no dobbiamo dire che decide qualcuno, che sia la federazione, che sia la FIFA, che sia chi vuole. La Russia e Ucraina, per esempio l'Ucraina può partecipare come Ucraina, ma perché è l'Ucraina che è stata invasa dalla Russia. Quindi, ma Israele sta invadendo Gaza, cioè sta bombardando. Gli attacchi terroristici avuti da Hamas, sta rispondendo a questo. Comunque sono attacchi, poi non andiamo in una maniera leggermente fuori controllo, però sta rispondendo. Penso che la linea che è stata presa dalle organizzazioni sportive internazionali sia quella. Appunto, per cui telefonata che poi devo andare col terzo break assolutamente. Telefonata, buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Sono Nevio da Udine, mi chiamo Nevio da Udine. Pronto? Prego. Sì. No, niente, ti volevo dire, a me dà fastidio un po' un certo tipo di ipocrisia, perché dire io do il patrocinio se cessa il fuoco fra Israele e Hamas mi sembra una cosa ridicola, perché Israele è in guerra da quando è nato, cioè Israele è in guerra dal 1946 e sarà in guerra per altri 100 anni, perché chiaramente le dichiarazioni di Hamas e di Hezbollah sono chiarissime. Fino a quando c'è lo Stato di Israele noi lo combatteremo, perciò che il sindaco di Udine dica che aspetta il cessate il fuoco mi sembra una barzelletta, comunque è tutto fattibile in politica. Poi dicevo un'altra cosa semplicissima, è legittima per l'amor di Dio. Allora, la giunta udinese è filo-palestinese, legittimamente per l'amor di Dio. Allora è inutile che qua facciamo mille discorsi. La giunta è filo-palestinese, di conseguenza non darà mai il patrocinio alla partita Italia-Israele. Il sindaco è, come dire, succube
di Marchiolle e della sinistra, dell'estrema sinistra che governa Udine, e di conseguenza questo è quanto, insomma, altro non voglio dire. Grazie per avermi fatto parlare. Grazie Nevio, ci fermiamo con l'ultimo break e poi torniamo per gli ultimi minuti insieme, perché questo tema ovviamente ha scaldato anche voi da casa. Pubblicità e poi torniamo per l'ultimissima parte. Eccoci qua per gli ultimi minuti insieme e allora, insomma, visto che siamo quasi al gong delle 10, l'ultimo intervento era stato quello di Nevio. Se volevate ulteriormente, insomma, rispondere, lui aveva detto che Israele è in guerra da quando è nato, sarà in guerra di fatto per sempre, quindi insomma tutto questo dire do il patrocinio se c'è un cessate il fuoco un po' ipocrita, se non ricordo male erano state le parole di Nevio. Se volete vi faccio fare un ultimo commento, poi vi ringrazio per essere stati di fatto in mia compagnia e chiuderò perché non avrò neanche il tempo di mandare ulteriori servizi. Ma io ripeto quello che ho detto prima, mi auguro che ci sia il patrocinio conseguente a un cessate il fuoco, ma sono convinto che questo cessate il fuoco sicuramente non dipenderà dal patrocinio del Comune di Udine alla partita, ecco, quindi come ho detto prima, la scelta politica, insomma, mi trovo d'accordo con quello che aveva detto il telespettatore, è una scelta politica che ha fatto l'amministrazione comunale di Udine, l'amministrazione regionale ha fatto una scelta politica diametralmente opposta. Non condivido questo tipo di condizionamenti ai patrocini, sì, patrocinio sì, e poi però il vero auspicio è che in ottobre, quando ci sarà la partita qui a Udine, sia veramente solo una partita di calcio e non ci siano problemi di ordine pubblico, non ci siano problemi anche di diciamo così, manifestazioni che potrebbero essere sgradevoli. Ecco, quindi l'auspicio è di non caricare anche troppo questa partita, perché manca poco, manca un mese, e speriamo che sia veramente solo una partita di calcio. Sergio? No, sicuramente, ma come detto, purtroppo ma sta nelle cose, sta anche nell'essere umano fare politica in qualsiasi azione che facciamo. Quindi anche voler trasformare una partita di sport in un'azione o in un evento in cui poter veicolare determinati messaggi, e io credo che se la giunta comunale abbia mai pensato che negare il patrocinio poi avesse creato tutto questo, tutte queste discussioni, ha sicuramente colto nel segno, nel senso che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica una problematica che è quella che sta vivendo un popolo che giustamente, ripeto, un conto è il terrorismo, un conto è il popolo, perché come dicevamo prima tra di noi, no? Visto che l'11 settembre è proprio oggi, e quindi siamo nel pieno anniversario di una nazione che è stata attaccata da un atto terroristico, ma non per quello quella nazione poteva avere poi carta bianca di bombardare qualsiasi cosa che potesse essere legata all'associazione terroristica, no? Al-Qaeda famosa. L'ha avuto, perché poi c'è stata la guerra in Afghanistan, però a un certo punto si è dovuto limitare, e si sono limitati magari anche loro da un certo punto di vista. Quello che viene invece in Israele e in Palestina, ovviamente agli occhi di tante persone, e ripeto, gli osservatori dell'ONU sono lì per quello, è che si sta andando oltre a quella che era una risposta a un attentato terroristico, alla volontà di colpire chi effettivamente fa il terrorista, perché bambini, persone in ospedale, genitori di famiglia e quant'altro non hanno niente a che fare con Hamas, magari sono i primi che vorrebbero liberarsi di Hamas, ma nessuno ovviamente li ha messi mai nelle condizioni per uscire da quello che diceva il telespettatore prima, di questa guerra che va avanti da 80 anni ormai tra Palestina e Israele e quant'altro, e quindi finché non si arriverà a quello che diciamo sempre noi, la pace con il riconoscimento dei due stati, e quindi far capire sia a Israele che la Palestina ha il diritto di avere il suo Stato, sia a Palestina far capire che Israele ha il suo Stato, questa situazione purtroppo andrà avanti ancora per tanto tempo. Poi
il fatto che il patrocinio venisse dato a condizione che ci fosse cessato il fuoco. Non è che il comune di Udine chiedeva a Israele di cessare il fuoco per avere il patrocinio, era chiaramente l'auspicio che se da Israele ci fosse stato questo passo, quindi verso la conclusione di quella che è la guerra, no, allora ci sarebbe stato tranquillamente il patrocinio, proprio per dare quel messaggio che è questa diventa una partita di calcio e non diventa più un evento dove poter chiedere e rivendicare altre cose. Certo. Abbiamo concluso, amici di TV12, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Edi Morandini e a Cristian Sergo, grazie a Pietro Piccini in regia, io vi auguro una buona continuazione di giornata perché di fatto la giornata è appena cominciata. Ciao!